Andiamo a conoscere un'altra delle realtà che vi stiamo presentando, di associazioni appunto che operano all'interno dell'Oasi Pediatrica. Un'altra di queste sono le ragazze di Madama Dorè, le volontarie di Madama Dorè che intrattengono i più piccoli, questa volta con la musica, giusto Alessandra? Giustissimo, noi siamo mamme, facciamo parte di questa associazione Madama Dorè e Mamme per le Mamme, è un'associazione di auto mutuo aiuto e abbiamo deciso, all'inizio la musica era solo all'interno della nostra associazione per i nostri bimbi, per le mamme come noi e poi siccome alcune di noi avevano avuto l'esperienza dell'ospedale e si erano sentite un attimo in questa situazione un po' sole, diciamo, allora abbiamo deciso di provare, di iniziare a fare il passo e di venire qui in pediatria, quindi abbiamo chiesto prima alla dottoressa Agostini, ora alla dottoressa Dadalt, di poter esserci anche noi in questo bellissimo gruppo di associazioni per portare la musica. Quindi noi siamo presenti la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno e portiamo la musica ai bambini, nel senso non siamo qui per insegnare, ma usiamo la musica come un linguaggio alternativo per provare a strappare un sorriso, per cercare di portarli via da una situazione che può essere di sofferenza, anche se lieve, e sognare con loro con i suoni. Quindi abbiamo la fortuna di avere un bel gruppo di strumentini che ci sono stati regalati dal papà di un bimbo e noi li chiamiamo gli strumentini di Gabriele. Questo papà ha deciso di fare questa donazione al Consorzio per mio figlio e il Consorzio per mio figlio poi ha stabilito che avremmo potuto utilizzare questa somma proprio per l'acquisto di strumenti musicali, non di giocattoli, ci tengo molto a dirlo perché al di là del fatto che sono qui come mamma, come volontaria, poi di fatto professionalmente sono un'insegnante di musica, per cui abbiamo deciso di utilizzare materiale sonoro di qualità, quindi strumenti musicali di legno o metallofoni, d'accordo? Ma anche strumenti comunque etnici, perché poi qui all'ospedale di Treviso incontriamo tantissimi bambini che non sono solo italiani e quindi è anche bello avere questo legame con loro di uno strumento, o di una canzoncina o di una filastrocca. Per questo stiamo arricchendo il nostro repertorio anche di brani magrebini, ci stiamo adesso allargando al Brasile, ad altro, ci proviamo. La vostra è un'attività multietnica, quindi in tutti i sensi. Voi ci provate, ma in realtà la cosa funziona perché abbiamo visto i bambini subito sono molto entusiasti della musica e di sperimentare questi strumenti. Sì, i bambini ma anche le mamme, i genitori. Abbiamo avuto anche dei genitori che sono venuti a rifugiarsi lì da noi mentre il bambino era in sala operatoria e questo per noi è stato un motivo di grande Che emozione. emozione sicuramente. Poi abbiamo notato che le mamme straniere collaborano molto di più che le mamme italiane, le mamme italiane si imbarazzano davanti a una canzone quando chiediamo, non so, di raccontarci una filastrocca, mentre le mamme straniere si aprono completamente alla musica proprio. E questo fa parte della cultura, probabilmente anche della tradizione, che però appunto viene anche scambiata qua, in questi luoghi, anche proprio tra le mamme in questo caso. Esatto, sono loro che a volte ci insegnano qualche filastrocca e noi cerchiamo, anche in altre lingue, noi cerchiamo appunto di seguirle.